Amici sportivi, buonasera da San Siro. Stanno per entrare in campo le squadre di Milan e Inter per questa nona giornata importantissima, soprattutto dopo le decisioni dell'arbitrato CONI. Non c'è stata nessuna riduzione per il Milan e dunque la squadra di Carlo Ancelotti deve cercare di recuperare sul campo i punti che ancora la dividono dall'Inter, ben 11, 3 in più rispetto ai meno 8 di partenza. Ma al di là di questi calcoli, degli interessi legati alla classifica, il derby è sempre il derby e lo dimostrano anche queste immagini che vi sta proponendo Poi Bonnici. Avete visto una gigantesca maglia numero 3 in memoria naturalmente di Giacinto Facchetti, dall'altra parte invece uno striscione polemico di tifosi milanisti che contestano, diciamo così, l'attribuzione a tavolino dello scudetto all'Inter nella passata stagione. Comunque è una grande festa di colori, un grande impatto emotivo come al solito, tutto esaurito per Milan-Inter, una partita che promette grande spettacolo. Tra poco in campo le squadre, spot per noi. Bentornati in collegamento, l'ingresso in campo delle squadre agli ordini dell'arbitro Stefano Farina, arbitro importante in un buon momento, 44 anni, al suo primo derby dopo 186 partite dirette in Serie A. Farina dunque per Milan-Inter, una partita molto importante, al di là, dicevo, degli interessi di classifica. Difficile parlare di partita decisiva quando siamo soltanto alla nona giornata, però naturalmente ci sono tante implicazioni anche a livello psicologico. Milan vuole ribadire sul campo di non essere da meno dell'Inter, vuole vincere questa partita anche per mettere un po' sotto pressione gli uomini di Mancini, che sono anche alla vigilia di un'altra partita molto importante, quella di Mosca in Champions League contro lo Spartak. Le risultanze di queste prime giornate dicono che l'Inter non ha problemi in zona gol, con le 16 reti realizzate, 9 gol incassati. Una grossa difficoltà in zona gol invece l'ha avuta il Milan, spesso a causa soprattutto del momento difficile di Gilardino e Riccardo Oliveira. Allora mi rivolgo ad Aldo Serena subito per commentare la scelta di Ancelotti, che ha deciso di puntare sul modulo ad albero di Natale con solo Inzaghi davanti. Ecco, una scelta dettata dalla scarsa vena di Gilardino e Riccardo Oliveira, o secondo te c'era proprio la volontà di rinforzare il centrocampo magari per mettere in difficoltà l'Inter? Beh, io credo in parte sicuramente è perché Oliveira e Gilardino non sono in grande condizione e poi credo che l'Inter possa soffrire a metà campo se dovesse a un certo punto giocare con il rombo. Ha sofferto molto nelle ultime gare quando Mancini ha proposto quella soluzione, perché ha lasciato sempre 3 giocatori in avanti che non hanno partecipato alla fase difensiva. Milan che gioca a una punta, ma penso che Kakà sarà svincolato da compiti di copertura, giocherà più alto di Seedorf vicino ad Inzaghi. Kakà che è tornato in ottima condizione nelle ultime gare, quindi ha nelle gambe i 40 metri devastanti con i quali ha risolto spesso e volentieri partite ad Ancelotti. Allora, avete visto il capitano Ambrosini, visto che Maldini è in panchina, Inzaghi occhi puntati su di lui, Milan con Dida, abbiamo già sentito prima le formazioni, difesa 4, Cafù, Nesta, Calazza e Jankulowski, centrocampo con Gattuso, Pirlo, Ambrosini, poi Kakà, Seedorf a supporto di Inzaghi. L'Inter risponde con Giulio Cesar, Maicon, Cordova, Materazzi, Grossi in difesa, Zanetti probabilmente a destra, Dacuru, Vieira in mezzo, Stankovic a sinistra, o forse dietro le punte che sono Ibrahimovic e Crespo. Non sono disponibili Serginho, Favalli nel Milan, l'Inter con Adriano in Brasile deve rinunciare anche all'infortunato Recoba, per lui si parla di uno stop di 40 giorni addirittura, per questo Adriano dovrebbe rientrare mercoledì. E sempre indisponibile anche Cambiasso in panchina a riposo anche in vista Champions, sia Cruz sia Figo pronti a entrare in campo. Tutto pronto allora, Milan da destra a sinistra dei vostri teleschermi, da sinistra a destra l'Inter, derby 2-6-4, qualcuno dice 2-6-5, qualcuno dice 2-6-6, ma insomma
Quello che conta è che è il primo derby della stagione ed è un derby molto pesante, molto importante. Il Milan ha bisogno di vincere, all'Inter potrebbe star bene anche un pareggio. Tutto pronto, si comincia. A bordo campo per noi Antonio Bartolomucci, che potrà intervenire quando lo riterrà opportuno. In regia naturalmente Popi Bonnici. Milan subito all'attacco, Gattuso cerca spazio e guadagna il primo calcio di punizione. Ed è ancora una riproposizione di Mancini con il rombo a metà campo. Stankovic centrali dietro le due punte con Dacour nel mezzo e Zanetti alla sua sinistra e Vieira alla sua destra. Tutto è pronto per il calcio di punizione. Pirlo in avanti, Inzaghi, naturalmente si insinua anche Kakà, è pronto Calazze, parte il cross, è deviato, c'è il primo brivido, è sbucato proprio sul secondo palo improvvisamente Calazze, che era andato per saltare ma stava per far gol di piede. Sì, palla toccata da un difensore nerazzurro. Kakà è stato, secondo me, probabilmente non ha visto partire, arrivare la palla, ha toccato terra sul rimbalzo, non si è coordinato bene, doveva schiacciare la palla, invece l'ha colpita un po' col corpo all'indietro, non è riuscito a inquadrare la porta, occasionissima. Milan ha la miglior difesa con 4 gol al passivo soltanto, ma al quintultimo attacco solo 7 gol all'attivo, ed è questo il vero problema adesso da superare per il Milan. Ancelotti aveva parlato di Gilardino, ha detto che non deve diventare un'ossessione per lui il gol, però intanto questa sera ha deciso di fare a meno di lui. Gattuso, ecco Ambrosini, ritorno dopo l'infortunio, potrebbe essere importante il suo recupero per dare nervo in mezzo al campo anche per gli inserimenti nei quali Ambrosini è maestro. Con la riproposizione del rombo a metà campo l'Inter ha avuto problemi nelle ultime gare con questo schema, nella fase difensiva, nell'andare a pressare a metà campo, nel coprire per intero tutte le zone del campo. Ha fatto una gran fatica, staremo a vedere ora se riusciranno a piegarsi bene sugli esterni quando la palla ce l'hanno i rossoneri ed andranno da quelle parti. Credo comunque sarà difficile, perché con i due esterni d'attacco, Kakà e Seedorf, la squadra rossonera è ben equilibrata. Era uno schema nato in emergenza nella Supercoppa, la prima partita stagionale dell'Inter, quando riuscì a ribaltare la situazione contro la Roma. Poi Mancini ha insistito un po', poi però c'è stato un po' il calo di condizione di Figo, che era appunto l'uomo che giocava dietro le due punte, e allora è tornato un po' sui propri passi. Adesso rilancia l'idea con Stankovic. Ecco Crespo a cercare Ibrahimovic, trova Nesta, mette giù Gattuso, un po' di confusione in mezzo al campo. Vieira forse ha spinto un po', lascia proseguire Farina, Nesta allontana ancora, Pirlo prova a mettere ordine, Seedorf, Kakà, tocco delizioso ancora per Seedorf, aiutato ancora da Gattuso, poi Kakà, e c'è Vieira che tocca il pallone con la mano volontariamente e si va a cercare un'ammonizione del tutto gratuita. Sì, un'ingenuità clamorosa, un giocatore della sua esperienza di solito a inizio gara, poi è stato un gesto istintivo comunque che un giocatore così esperto non dovrebbe fare. No, anche perché Vieira è abituato a intervenire con una certa decisione in mezzo al campo in tackle, e quindi questa ammonizione dopo appena 3 minuti potrebbe pesare anche a livello psicologico per lui. Allora, calcio di punizione, 30 metri, è pronto Kakà a far partire il suo siluro, ma anche Jankulowski con il sinistro. Attenzione, prova Pirlo, poi Gattuso, ribattuto, c'è Nesta, attenzione per evitare il fuorigioco, tutti sono rientrati, poi pallone troppo lungo, non ha problemi Giulio Cesar, messo in movimento Maicon, suggerisce con lo scatto Crespo, Maicon preferisce l'apertura dall'altra parte, Grosso, Ibrahimovic, stoppato male, Cafù può ripartire, alla caccia del pallone c'è Inzaghi, Materazzi lo controlla, Zanetti pronta alla ripartenza, Seedorf lo disturba ma solo un po', Zanetti l'apertura, Grosso, zona cross, attenzione dall'altra parte, al volo Maicon, ha ribattuto Ambrosini, forse anche con un braccio, ma del tutto involontariamente. Ottimo il cross di Grosso, è stato bravo Stankovic a capire che dietro di lui c'era Vieira, l'ha lasciato scorrere, poi c'è stata appunto la conclusione addosso al corpo e un po' al braccio di Ambrosini. Eccolo Vieira, parte il cross, un po' troppo largo, dall'altra parte Grosso tiene in campo il pallone, pronto al cross, basso, c'è una deviazione, attenzione anche con un braccio, ha rischiato molto qua Gattuso, che sosteneva di avere il braccio vicino. Qui tanto rivediamo Vieira, e qui
Abbiamo rivisto la protesta proprio di Vieira e qui la protesta invece di Gattuso, perché è stato anche ammonito per un fallo di mano al limite dell'area, rischiato moltissimo Gattuso. La preoccupazione del presidente Berlusconi con Adriano Galliani, c'è calcio di punizione e ammonizione per Gattuso. Pirlo invita il compagno a calmarsi. In ogni caso, ecco qua che rivediamo, tiro abbastanza violento e Gattuso, che era appena fuori area, ha allargato un po' il braccio. La palla poi era partita da molto distante, Gattuso l'ha toccata con il braccio, ci può stare l'ammonizione. Ora l'Inter ha una grande opportunità perché ha giocatori molto alti, anche ha sbloccato parecchie partite in questo modo sui calci piazzati, da Materazzi a Vieira, Crespo. Deciso l'avvio di gara anche di Farina, che ha azzeccato tutto. Attenzione, calcio di punizione nel mucchio, mischia furibonda, se la cava il Milan, ma insiste l'Inter con Maicon, poi il tocco verso Crespo, Dida anticipato da Calazze. Poi in difficoltà il Milan sull'Inter arrembante in questo avvio. Stankovic cerca spazio, l'idea per Maicon, è andato a chiudere Jankulovski, palla buona per Stankovic, gran cross, ma c'è Dida. Sì, anche questa volta Jankulovski ha fatto una ingenuità clamorosa, ha lasciato un pallone a Stankovic di tacco vicino alla propria area di rigore, bisogna essere sicuri, non sbagliare palloni come quelli. Parte Kakà, gran movimento di Seedorf, bella l'idea per Inzaghi, che deve però allargarsi molto e poi non ce la fa. E qui Pippo non è riuscito a tagliare bene, a andare incontro alla palla, l'ha lasciata scorrere e poi non l'ha più trovata. Qui rivediamo il cross perfetto di Stankovic e la parata facile di Dida. Un'ottima occasione, e questo secondo me è il tema della partita rossonera. Palla a Kakà quando l'Inter è aperta e cercare di perforarla centralmente. Quasi 7 minuti di gioco, 0-0 a San Siro, bel derby dal punto di vista anche agonistico in questo avvio. Ingenuità da una parte Vieira, dall'altra Gattuso, 2 ammonizioni, bene Farina e Inter abbastanza arrembante con Vieira adesso. Si propone Ibrahimovic, Calazze su di lui, pronto il raddoppio di Jankulovski, Ibrahimovic deve ricominciare con Stankovic a cercare Crespo, ma era troppo chiuso, alimenta l'azione Zanetti, c'è Grosso pronto all'inserimento. Pronto al cross, lungo, troppo lungo però, calibrato male Grosso. Sì, ed aveva tutto il tempo e tutta la possibilità di guardare nel mezzo, lo ha fatto, ha calciato in malo modo, forse la palla gli è rimasta fin troppo sotto, non è da lui. Andiamo a bordo campo da Antonio Bartolomucci. Antonio. Avanti così, fatela circolare, raccomandazioni di Mancini, che ha un filo diretto con Zanetti e chiama centrocampo a 4 o ovviamente poi porta Stankovic dietro le 2 punte a seconda delle circostanze. Dall'altra parte impassibile Ancelotti, che comunque finora non ha proferito verbo. Bene, in effetti Mancini può essere soddisfatto dell'impatto con la partita dei suoi uomini. Stanno mettendo un po' di pressione al Milan, che prova a ragionare adesso con Kakà. Si propone Cafu. È rimasto largo Gattuso, pronto al cross, a cercare Inzaghi, lunghissimo però Giulio Cesar non ha problemi. Si riparte da Maicon, Vieira prolunga ma si allunga troppo il pallone, Jankulovski urla Vieira qualcosa a Maicon perché non doveva dargli la palla, c'era vicino a lui un avversario rossonero e quindi non doveva appunto cercare il compagno. Kakà accompagnato da Cafu, Seedorf conquista il pallone, Cafu pronto al cross, passo verso Inzaghi, sbuca Cordoba, risolve. Inzaghi non ha tagliato sul primo palo perché si è reso conto che Cordoba aveva intuito l'azione ed era già davanti a lui. Rivisto l'intervento efficace di Cordoba, ma il Milan adesso prova a far girare il pallone. Jankulovski a cercare sempre Inzaghi fra 2 uomini, però situazione non facile per lui. Il palleggio di Vieira, Maicon attaccato da Ambrosini, è messo in difficoltà e il pallone è uscito. Non ce l'ha fatta Ibrahimovic a tenerlo in campo, c'erano molti dubbi sulla coppia d'attacco dell'Inter, molti avevano previsto in campo Cruz, alla fine Mancini ha optato per Ibrahimovic, Crespo, senza pensare evidentemente troppo alla Champions, ci sarà tempo per quello. L'Inter partirà già domani per Mosca. Calazze controlla e riparte. Cafu, movimenti in avanti di Kakà, ma il lancio è completamente sballato. Non si è fatto vedere ancora bene Pirlo ad organizzare il gioco rossonero.
forse per ora c'è traffico nella metà campo, quindi pochi spazi per far raggiungere il pallone. Qui erroraccio di Cordoba. Svirgolato completamente il pallone Cordoba, regalato al Milan che torna in zona d'attacco. Allora nervosismo anche sulla panchina nerazzurra con Mancini e Mihajlovic. Poi c'è Jankulovski, tutto chiuso. Seedorf però si propone Cafu, tocca per lui, atteso da Grosso, sovrappone Gattuso, lancio in profondità, Inzaghi difende il pallone, si gira, è un tiro poco convinto però, per di più respinto. Grosso perde palla, grave ingenuità di Grosso che poi rimane a terra, ma il gioco prosegue, c'è Cafu che si inserisce, Inzaghi in mezzo, Cafu guarda, mette in mezzo Seedorf e non c'è neanche calcio d'angolo. Ha cercato la botta nel mezzo Cafu, non ha guardato, non ha scelto il giocatore da indirizzare il pallone. Qui è stato molto abile e veloce nell'andare a recuperare palla, poi c'era solo nel mezzo Kakà dietro a tutti, Ambrosini vicino a Inzaghi, forse era il giocatore più indicato, era Kakà. È rimasto giù Grosso, dall'ok Farina per l'ingresso in campo dei medici. Seedorf ha provato a inserirsi ma era ben tenuto, ben chiuso e non è riuscito a trovare il tempo per girare a rete. Antonio Bartolomucci. Precauzionalmente Mancini ha fatto alzare Burdisso che si sta riscaldando. Eh sì, sembrava molto dolorante Grosso. Qui è stata ridotta la squalifica in Champions e quindi da 2 a 1 giornata e quindi è disponibile per la trasferta di Mosca. Adesso sembra in grado di riprendersi. Le indicazioni comunque di Mancini. Ancelotti abbastanza perplesso per questo avvio, anche se il Milan adesso ha provato a reagire. Sì, è stato grazie a una progressione di Cafu che ha superato Zanetti sull'impatto con la palla e poi è stato pericoloso, non lucidissimo nel palla nel mezzo, però Cafu è un giocatore importante di questo Milan, se recupera la condizione con gli esterni Ancelotti potrà sicuramente far andare in gol le sue punte che per ora non stanno segnando come di solito hanno fatto lo scorso anno. Di nuovo da Antonio. Sì, continua pure tu per l'azione. No, allora possiamo, sì. Zanetti torna in difesa, probabilmente entra Figo anche a questo punto e quindi Zanetti torna nella zona difensiva, l'inserimento di Figo, schieramento 4-4-2, esce Grosso. Aspettiamo un attimo perché vedo che Grosso è tornato in campo ma probabilmente non è in grado di proseguire. Intanto Maicon, Ibrahimovic cerca l'idea ancora con Maicon, Jankulovski ha capito tutto e si è inserito. Potente Maicon aveva recuperato la posizione davanti a Jankulovski che poi ha lavorato d'astuzia, in scivolata è riuscito a trovare palla. Bel duello. La sciabolata di Calazzi è troppo profonda, duello corpo a corpo Inzaghi-Materazzi, il fallo è di Super Pippo Inzaghi. Rivediamo un po' il corpo a corpo con le telecamere di Papi Bonnici che controllano ogni centimetro del campo. Abbiamo rivisto tentativo di Inzaghi di liberarsi di forza di Materazzi, punizione già battuta. Maicon prova ad aggredire un po' il Milan adesso con Kakà e Seedorf che provano a pressare i portatori di palla dell'Inter. Giulio Cesar allora salta il centrocampo, dall'altra parte il fallo stavolta l'ha commesso Crespo su Nesta. A Pirlo dà fastidio la posizione di Stankovic che in fase difensiva si applica proprio nella marcatura al regista rossonero, fino ad ora ha toccato pochi palloni il metronomo di Ancelotti. Si è aiutato un po' con il gomito qui Crespo, niente di grave ma la punizione c'è. Ambrosini, verticale, cercava Inzaghi, ha toccato però in mezzo al campo Dacour ed è riuscito a intercettare. Si riparte da Stankovic. Zanetti, Cafu ha capito tutto in anticipo, poi sgambettato, punizione per lui. Ottima la brillantezza di Cafu che è riuscito ad arrivare per la seconda volta primo sulla palla, buono il gioco di gambe, è ritornato in buona condizione. E Mancini non ha gradito questo errore in fase di impostazione dei suoi. Nesta, riparte il Milan che adesso prova a tenere palla, prova a impostare la partita. Seedorf, Jankulovski, si propone Kakà, Jankulovski, tocco per lui, è chiuso Kakà, 2 uomini, cerca spazio per ricominciare da Ambrosini, va incontro a Seedorf, gira il pallone, Pirlo, ancora un varco per Cafu ma Grosso si lascia anticipare, poi commette il fallo. Attenzione, calcio di punizione.
arriva sempre primo Cafu nelle palle a mezzo, anche in questo caso ha bruciato Grosso, è arrivato subito sulla palla, forse con la punta lo ha toccato Grosso, non sembra un colpo deciso, sì, sullo stinco. Veniale, ma c'è stato il contatto. Ecco qua. E allora calcio di punizione Milan, 15° primo tempo, il derby di Milano, 0-0 per il momento. Pirlo sul pallone, in avanti Kakà, Inzaghi, Ambrosini, tutto è pronto Calazze, anche parte il cross nel mucchio, Giulio Cesar in ritardo, preceduto da Cordoba, sempre bravissimi in elevazione. 2 linee di 4 a zona, la retroguardia nerazzurra difende così sui calci piazzati, non a uomo, non con marcature strette. Seedorf, tutto chiuso, lo aiuta Kakà, Seedorf preferisce irridere Maicon e poi cross intercettato da Gattuso, Ibrahimovic, troppo lento, bruciato da Jankulovski. Protagonista nell'ultima di campionato Ibrahimovic, gol e poi qualche epiteto d'indirizzo di Mancini che non ha voluto poi replicare nel dopo partita, conferma di un carattere non facile. Qui ha sbagliato Crespo, poi però può recuperare, intervento molto duro di Calazza, infatti c'è calcio di punizione. Sembrava aver perso la posizione Crespo, poi è riuscito a trovare in anticipo il contatto con la palla, non sembra rapidissimo nei movimenti, non è ancora al top dopo l'infortunio. 3 gol in campionato più uno in Supercoppa per lui, grande avvio di stagione per Hernan Crespo. Attenzione al calcio di punizione, ammucchiata, Crespo, Vieira, Materazzi, Ibrahimovic, Cordoba, 5 saltatori in area di rigore. Stankovic mette in mezzo nel mucchio, colpo di testa ed è rete, Inter in vantaggio, è stato proprio Crespo a prevalere su tutti. Sì, e qui bisogna vedere chi era l'uomo preposto, la marcatura di Crespo, perché il Milan marca stretto a uomo in questa stagione, gli era andata bene fino ad ora, una marcatura stretta, solo che l'Inter ha tantissimi saltatori, molto forti di testa e molto alti, quindi peso specifico, stiamo a vedere, ed è parso Nesta ha guardato la palla, la bucata. Sì. Ha perso il contatto perché Jankulovski è saltato sopra di lui ed era Inzaghi a marcare Crespo. È una cosa un po' strana questa, però forse il Milan non ha tanti saltatori specializzati come quelli nerazzurri. Jankulovski non è riuscito ad arrivare sulla palla e davanti a Crespo c'era Inzaghi che insomma non è riuscito a toccare il pallone. Ancora una volta Hernan Crespo, una firma pesante, l'Inter è in vantaggio al 17°, si conferma uomo straordinario Crespo proprio nel derby contro, diciamo così, il suo amico Ancelotti, firma il gol del vantaggio. Adesso Ibrahimovic cerca spazio, se lo procura con una spinta, in ogni caso poi perde il pallone, l'arbitro lascia proseguire forse per il vantaggio. Cafu. Ed è il primo gol di Crespo nei derby milanesi dopo aver giocato vari derby con le 2 maglie. Inzaghi e Materazzi, trattenuto, l'arbitro però è intervenuto sostenendo che l'impatto c'è stato, ma evidentemente è stato Inzaghi ad aggrapparsi sulla maglia di Materazzi prima di ricevere poi un'eventuale spinta. Ecco qua. Sì. Ha visto bene Farini. Sì, occhio di Lince perché era molto distante dall'azione. E c'è anche l'ammonizione per Inzaghi che protestava. Bravo Farina a vedere dalla lunga distanza questa trattenuta, anche perché era un po' nascosto, la mole imponente di Materazzi poteva anche nascondergli la visuale, invece no, ha visto il movimento astuto di Inzaghi per primo, poi Materazzi per la verità lo ha preso per la spalla e Farina ha punito, diciamo così, il primo fallo che evidentemente era di Inzaghi. Antonio Bartolomucci. Sì, le proteste di Ancelotti al quarto uomo, è stato molto civile, molto garbato, poi ha fatto un gesto con la mano e è tornato in panchina, però chiaramente non era d'accordo con la decisione di Farina. Sì, si era già lamentato in settimana Ancelotti, ha detto che gli arbitri sono un po' prevenuti nei confronti di Inzaghi. Il replay di Papi Bonnici ci ha dimostrato che Inzaghi in effetti si era aggrappato sulla maglia di Materazzi, che poi era intervenuto fallosamente su di lui aggrappandosi sulla spalla, però insomma dal punto di vista dei tempi forse ha ragione Farina, prima è stato Inzaghi a commettere fallo. Maicon
Ibrahimovic scattava verso l'esterno e allora Pirlo, Dida, Inter in vantaggio, gol di Crespo, Milan in difficoltà, Grosso. Tiene bene il campo la squadra nerazzurra con lo schema a rombo a metà campo. Per ora non sta facendo giocare Pirlo. Stankovic non è stato determinante fino adesso, ma è un giocatore che... Zanetti penetra, mette in mezzo, Dida in difficoltà, Jankulowski. Sì, rossoneri ora hanno subito la rete, sono bloccati, in questo caso troppo facile per Zanetti andare nel mezzo dell'area avversaria, mettere un cross importante, anche se nessun compagno lo aveva seguito per andare a chiudere. In questo momento sono 14 punti di differenza tra Inter e Milan. Seedorf, Gattuso, Ambrosini. Seedorf attaccato da Dacour, era rimasto a terra Zanetti, avete visto, si sta riprendendo comunque. Nulla di grave per lui, così come nulla di grave per Grosso che è rimasto in campo. Tanto qui rivediamo proprio l'intervento di Gattuso corretto sul pallone e Zanetti che si riprende. Riparte Cafu. Va incontro a Seedorf verso Gattuso, calibrato male nel rimpallo, pallone finisce a Vieira, numero mezzo al campo, Vieira aggredito da Seedorf, Farina era lì, sì, vicinissimo, ha visto bene. E rivediamo ancora la trattenuta, anche Vieira ha cercato di aiutarsi un po' con il braccio. Comunque calcio di punizione battuto verso Maicon, a vuoto Jankulowski, Maicon mette in mezzo, ha sfiorato Calazze. Si erano trovati entrambi sul primo palo, sia Ibrahimovic che Crespo, nessun altro centrocampista era andato a chiudere sul secondo. Buona l'azione di Maicon e bello il cross. Malinteso Gattuso, Kakà, Milan in confusione. Zanetti, Dacour, Grosso, Ibrahimovic pressato, riparte Seedorf, Inzaghi, controllo maldestro, Stankovic, Dacour, Vieira, bene l'Inter, Crespo allarga tutto, Maicon guarda in mezzo, Stankovic, zona tiro, prova subito ed è un gran gol, Stankovic, incredibile, all'incrocio 2-0. Si sta confermando goleador Stankovic, non era ancora arrivato in zona tiro e qui ha esploso un tiro calibrato, preciso, secco, potente sul palo lungo dove non poteva fare nulla Dida, e soprattutto è impressionante il fatto che con lo stop se ne sia preparato in maniera perfetta e poi quasi da fermo e velocissimo ha calciato all'incrocio i pali dall'altra parte. Una rete meravigliosa, quest'anno sta facendo gol importanti e belli Stankovic. Gol numero 4 per lui, ma soprattutto è il 2-0 dopo 22 minuti di gioco nel derby. Antonio Bartolomucci. Ha avuto un po' di paura Mancini quando si è visto arrivare il treno Stankovic, che lo ha abbracciato in maniera un po' troppo energica, dopo è stato sommerso anche dagli altri, in particolare abbraccio e pianto con Sinisa Mihajlovic. Grandissimo gol di Stankovic, felicità del tutto giustificata, anche perché è il gol che potrebbe tagliare le gambe al Milan, anche se c'è molto tempo fino alla fine, ma certo ritrovarsi sotto di 2 gol è dura. Inzaghi, vediamo se Ancelotti decide di cambiare qualcosa adesso, se intende proseguire con questo modulo. Qui abbiamo rivisto il gol bellissimo da questa inquadratura, guardate, pallone immobile, non gira, un colpo secco di Stankovic da fermo, eccezionale il suo destro. Sì. C'è da dire che anche Calazze era nella traiettoria di Dida, Dida non ha visto partire la palla, l'ha vista quando oramai stava andando all'incrocio. Tutta la gioia, mista rabbia di Stankovic dopo evidentemente tante pressioni anche psicologiche, questo avvio di stagione, un Inter poco convincente nonostante il primo posto in classifica. Adesso la squadra di Mancini sta vincendo il derby con 2 gol di vantaggio. Vediamo Pirlo, Calazze, Ambrosini, tutti in avanti. Milan ha bisogno di rientrare in partita con un gol. Attenzione a Pirlo, morbido, sbuca Nesta, controlla, prova a rimettere in mezzo. Ambrosini sfiora Vieira, Gattuso, Cafu, pronto al cross, è teso, Stankovic ha disorientato Ambrosini pur non colpendo il pallone, recupera Kakà, prova a ripartire adesso rabbiosamente il Milan. Kakà, Seedorf, pronto al cross, è un tiro il suo, Julio César, troppo facile per lui.
è meno rapida la manovra del Milan, sembrano i giocatori nerazzurri arrivare primi sulla palla e quindi non si capisce a volte se è un discorso atletico o se è un fatto di convinzione nel fare le cose. Certo è che fino ad ora i giocatori di Mancini hanno fatto quello che hanno voluto, nella fase difensiva i giocatori rossoneri non stanno pressando a dovere, non sono coordinati, non è intensa la loro manovra. 25esimo, 2-0 Inter, Bartolomucci per noi. Nonostante questo Mancini è infuriato con Ibrahimovic perché continua a ripetere, non fa quello che gli abbiamo detto, praticamente lo vorrebbe più grintoso a centrocampo e soprattutto non fargli perdere quelle palle così che poi diventano pericolose. Attenzione a Kakà, arriva Cafu a destra, il tocca per Seedorf, Jankulovski sta arrivando, Seedorf ci ha pensato troppo, Dakur gli porta via il pallone. Ha fatto bene quello che sa fare meglio, è rubar palla da Kur, ad ora ha aspettato il fallo, ha atteso proprio che arrivasse Seedorf a contattarlo, anche difendendo in maniera secondo me al limite del fallo, e da Kur che ha allargato il braccio sinistro, ci poteva stare anche il fallo dalla parte opposta. Soffre Mancini anche se adesso l'Inter ha 2 gol di vantaggio, un vantaggio importante, giustificato anche dal gioco, un'Inter decisa, quadrata, equilibrata. Milan pur gestendo la partita a centrocampo non riesce a pungere come al solito. D'altra parte si potrebbe dire Jankulovski, si inserisce Kakà e Materazzi, Kakà fa tutto da solo, non trova la porta anche perché ha toccato Giulio Cesar, calcio d'angolo. Rapido nel dribbling Kakà, poi ha esploso un tiro potentissimo ma non preciso, proprio centrale, Giulio Cesar era lì pronto, forse ha toccato con le dita il portiere nerazzurro. Calcio d'angolo nel mucchio, recupera Gattuso, pallone a metà tra Cafu e Pirlo, allora Jankulovski si affida a Pirlo, abbastanza fuori dalla partita fino a questo momento Pirlo. Un altro errore nel rimpallo, però Gattuso può proseguire, Ambrosini sbaglia anche lui, Stankovic, Ibrahimovic, varco per lui, arriva Nesta, provvidenziale. Ottima la sua chiusura, ha bruciato nello scatto lo svedese. Nesta è stato abile, attento, perché Ibrahimovic si era involato proprio sul settore di destra, ben imbeccato da Stankovic, che è sempre vicino a Pirlo anche in quel caso. Naturalmente Milan adesso rischia di concedere spazio e di conseguenza rischia il tracollo totale. Ibrahimovic, Zanetti, Dakur con calma, grosso anche dal punto di vista psicologico. L'Inter in questo momento a 21 punti contro i 7 del Milan, può ragionare molto più serenamente. Ibrahimovic a Crespo, gran botta, Dida. Gli attaccanti nerazzurri quando arrivano vicino all'area avversaria vanno al tiro con facilità ma anche con molta rapidità, quello che invece non fanno i giocatori di Ancelotti. Kakà, si propone Cafu, arriva Ambrosini, la sponda per Inzaghi, controllo sbagliato, però questa era una buona occasione per Inzaghi, che dà l'idea spesso di essere un po' troppo solo, ma adesso la palla era buona per lui. Anche perché Cordoba si era alzato e Materazzi non era andato a stringere sul centravanti rossonero. Crespo è andato a terra, l'arbitro ha visto un contatto che forse non c'era e Gattuso dice chiedi a Crespo, ma Farina non ha intenzione di chiedere a Crespo, ha già concesso il calcio di punizione. Vediamo un po' se c'era il contatto o no. No, forse ha ragione no. Gattuso. Sì, in questo caso non sembra ci fosse contatto. Forse il modo di cadere di Crespo ha tratto in inganno Farina, che ha concesso la punizione. Allora, 29esimo, 2 gol di vantaggio per l'Inter. Crespo, Stankovic, firme d'autore. Adesso Stankovic prova a mettere in mezzo, c'è Materazzi corpo a corpo, forse ha spinto, si è aggrappato su Calazze. Sempre pericolosa la squadra nerazzurra sui palloni da fermo, è andata al gol con Crespo ed ora ancora con Materazzi che ha stretto contatto con Calazze. Lì bisogna capire chi per primo tiene, l'arbitro deve essere bravo e anche fortunato a mio avviso nella scelta. Di nuovo Inzaghi si è aggiustato il pallone con la mano, già ammonito Inzaghi, naturalmente deve stare un po' attento anche nelle proteste. Maicon
Seedorf su di lui e questo è un fallaccio. Netto ritardo Seedorf. Forse c'è il giallo anche per lui, è così. Cartellino giallo anche per Seedorf. Sì, questi sono errori di valutazione. Maicon ha atteso che arrivasse Seedorf e poi bruciarlo in anticipo sulla palla. Quando capita questo vuol dire che non si sta bene sotto l'aspetto atletico. Milan in difficoltà. Cordoba, Pirlo va a cercare Kaká che quasi agisce da punta d'appoggio a Inzaghi, ma fino a questo momento con scarsi risultati. Maicon, forse deve cambiare qualcosa Ancelotti anche a livello di uomini e di modulo. Vieira, Stankovic accompagna Grosso, tocco per lui. Stankovic, Zanetti, Stankovic guarda in mezzo, c'è Crespo, poi cambia idea. Zanetti gira il pallone, Dacour. Ma non c'è una grande pressione coordinata da parte dei rossoneri. Facile girare palla per i nerazzurri. Esce Cafu, sceglie bene il tempo. Parte l'urlo della curva interista Serie B, risposta di quella milanista e gli sfottò fanno parte della storia del derby. Ci si mette Farina a controllare il pallone. Seedorf, Kaká fra due uomini, Calazze, parte Jankulovski, incrocia Inzaghi, 2 su Jankulovski, arriva Kaká. Cordoba è uscito su di lui, cerca un mezzo cross, Kaká guadagna calcio d'angolo, il massimo in quella situazione. Era uscito Cordoba, ma anche Dacour e Vieira erano vicini ad andare a triplicare marcatura sul brasiliano, che è temutissimo da Mancini e da tutto l'ambiente nerazzurro. Nuova ammucchiata, sale anche Calazze, il cross però è completamente dall'altra parte. Cafu, è un tiro cross basso, niente da fare. Si arrocca bene l'Inter all'indietro in questi casi con i suoi saltatori. Il Milan non riesce a prevalere. Cafu riprova ancora con un cross un po' arretrato. Inzaghi è in vantaggio però. Cordoba rimane in zona d'attacco il Milan, 32esimo, ma sono 2 i gol da recuperare. Gattuso, Seedorf, Cafu e Grosso. Tutti fermi. Seedorf, Dacour su di lui, ancora Cafu, sempre problema Grosso però davanti a lui. Forse spera in un rimpallo Cafu, sì, ma l'ultimo a toccare è lui. Solito sorriso di Cafu, ma serve a poco adesso perché l'Inter torna in possesso di palla, 32esimo con 2 gol di vantaggio. Ancelotti sempre immobile davanti alla panchina, per il momento evidentemente non medita mosse particolari. Milan naturalmente in panchina sia Riccardo Oliveira che Gilardino, anche Gourcuff, di cui si era parlato addirittura come possibile titolare questa sera. Grosso a saltare il centrocampo verso Ibrahimovic. Ambrosini corpo a corpo, tacco, raddoppio, Ambrosini risolve lui. Jankulovski, Kaká, Jankulovski sul filo dei fuorigiochi. Inzaghi, Jankulovski preferisce Kaká, incrocia Seedorf, Kaká supera l'uomo e c'è il fallo di Dacour. Sta bene Kaká perché riesce subito con lo stop a prepararsi la palla per andare in verticale, anche in questo caso rapido nel movimento. Seedorf controllato male, poi ha commesso fallo su Cordoba, sì, ha visto bene Farina. Sono molti errori in fase proprio di impostazione della manovra nel Milan e guarda sconsolato i suoi compagni Maldini. Gattuso, Cafu a cercare Inzaghi. Cordoba è uscito su di lui, raddoppio di Dacour che restituisce il pallone a Inzaghi, ma ci pensa Materazzi. Matrix Materazzi qui ha sbagliato ma ha subito poi anche il fallo. Gattuso già ammonito. È arrivato quando Materazzi aveva già dato via la palla, non sembrava uno scontro potente, Materazzi a terra, il fallo c'era. Ha rischiato qui Gattuso, rivediamo, Materazzi allunga, poi forse no, perché era già a terra Gattuso, sì.
forse non c'era la volontarietà dell'intervento falloso e neanche il contatto è stato così potente. No. Ci può stare la non ammonizione, diciamo, per Gattuso, che poi è andato a protestare a lungo con Farina. 2-0 Inter, poco più di 10 al termine di questo primo tempo. Seedorf, parte Jankulowski, Kaká si allunga, arriva Gattuso, Zanetti però scaraventato a terra da Ambrosini. Troppo nervoso il Milan, d'altra parte non mancano le ragioni. È ottima fino ad ora la partita di Zanetti, che è potente, è in buona condizione, arriva primo sulla palla, anche in questo caso è riuscito in velocità a mantenere la lucidità per andare a dribblare Ambrosini. Ancelotti si mette a protestare anche lui. Antonio Bartolomucci. Sì, c'è stato un siparietto non simpaticissimo fra Ancelotti e l'arbitro. Ancelotti ha detto adesso basta per cortesia, chiaramente Farina si è avvicinato, ha cambiato tono Ancelotti e poi è tutto rientrato, però diciamo che non sta gradendo Carlo Ancelotti. A me pare che Farina stia arbitrando molto bene. E quindi Ancelotti farebbe bene a pensare magari più a qualche mossa per cambiare questa partita più che a protestare. Jankulowski scivola, Pirlo viene spinto forse da Ibrahimovic e il gioco riparte. Gattuso, Seedorf, non riesce a uscire il Milan, prova Seedorf adesso, ruba il tempo a Cordoba, il cross è intercettato però da Materazzi, il Cordoba aspetta Giulio Cesar, lo protegge, in ritardo Kaká. L'idea era giusta, quella di Seedorf, di dar palla nel mezzo a Kaká. La difesa nerazzurra era scoperta perché la velocità di Seedorf li aveva presi in anticipo, ma non è riuscito a servirlo. Dall'altra parte prolunga Nesta, Cafu deve impegnarsi per evitare il calcio d'angolo, lo attacca Ibrahimovic. Gattuso pressato anche lui da Stankovic. Bene l'Inter che pressa molto in alto, rende sempre dura la vita ai portatori di palla del Milan, che adesso riprova con Jankulowski. Si propone Kaká, ma il passaggio è completamente sballato. Milan in bambola. Ottima la prova del rombo a metà campo dei nerazzurri, questa volta rispetto alle precedenti uscite il trequartista, che è Stankovic, rientra sempre dietro la linea della palla, rientra a pressare i giocatori avversari, mentre nelle precedenti uscite lasciava 3 giocatori in avanti. Mancini a metà campo faceva gran fatica. Lancio di Ambrosini un po' disperato, Grosso prolunga, non c'è nessuno in avanti, ma l'Inter rimane molto corta, molto equilibrata e per il Milan diventa sempre molto difficile guadagnare metri sul terreno di gioco. Adesso può tranquillizzarsi Mancini perché tutto sta andando per il meglio. Pirlo, Calazze, rimasto largo Cafu, in attesa l'Inter adesso, si propone Kaká, l'unico in grado di cambiare marcia, ci prova adesso, Cafu pronto a cross, guadagna calcio d'angolo sul tocco di Materazzi. È l'asse brasiliano, Cafu è intraprendente molto più di Jankulowski sul settore di destra, va in avanti, cerca di allungare la squadra nerazzurra da quella parte. Parte il cross, Inzaghi non ci arriva, Cordoba con un tacco un po' improvvisato. Seedorf ricambia tutto, dall'altra parte Cafu mette giù, è un tiro cross il suo, Materazzi però nell'area di rigore. I difensori di Mancini sono stati impeccabili fino a questo momento, hanno coperto bene tutte le zone, hanno marcato bene gli avversari, non hanno concesso nulla. Sciabolata morbida, Inzaghi fa di tutto per controllare un pallone impossibile, del tutto impossibile. Controllato Maicon, che naturalmente non ha fretta in questo momento. 39esimo, 6 più recupero al termine. Per l'Inter è molto importante arrivare all'intervallo con i 2 gol di vantaggio, ma fino a questo momento la squadra di Mancini non ha rischiato praticamente nulla, quindi Milan dovrebbe sperare in un colpo improvviso, in una prodezza di qualcuno dei suoi fuoriclasse. A livello proprio di movimenti di squadra si è visto troppo poco per adesso.
La rabbia di Ancelotti, la punizione per Pirlo, nuova ammucchiata nella speranza di sfruttare un calcio da fermo. Allora salgono Calazze, Ambrosini, arriva anche Nesta, ma anche l'Inter ha grandi saltatori. Parti cross troppo basso, Cafù, palla per lui, 30 metri, prova il gran destro, deviato da Materazzi. Eh sì, come al solito coraggioso Materazzi, ha messo il corpo su questa stafilata di Cafù. Seedorf, tutto chiuso di nuovo, Gattuso, Calazze, addirittura Nesta, Kakà per disperazione retrocede per trovare il pallone e poi sbaglia anche lui. Pirlo Stankovic si era spostato sul settore di sinistra per avere la palla, è braccato da Stankovic nel mezzo e per ora una partita opaca per lui. Ibrahimovic, Stankovic sul velluto, l'Inter con Grosso, pronta la sciabolata, cambia idee, preferisce gestire il pallone la squadra di Mancini adesso. Grosso, Gattuso glielo porta via, Caffi, ancora Gattuso senza guardare, Stankovic, gran destro secco, Dida qui ha preteso un po' troppo dal suo destro. Sì, da più di 30 metri ha cercato di sorprendere Dida, non ha calciato con grande potenza la palla, cercava il mezzo esterno sul settore di sinistra della porta di Dida, invece ne è uscito un tiro fiaco debole in bocca al portiere rossonero. Comunque sempre l'Inter che tira in porta, Jankulowski, Seedorf, Kakà, Seedorf in mezzo a 3 uomini, però Seedorf, Dakur, Maicon corpo a corpo, Dakur vince lui. Ibrahimovic cerca e trova Stankovic, poi verso Crespo, bella l'idea, pallone un po' troppo lungo, ma Stankovic è notevole questa sera. Sì, non sbaglia nulla, idee sempre lucide, piede caldo per lui e poi bravo nella fase difensiva, sta facendo una gran partita. Cafù mette al lato perché vedete c'è Materazzi a terra in area di rigore Inter, 42esimo, Materazzi evidentemente uno scontro fortuito, sembra dolorante alla testa. Fino a questo momento Aldo il 2-0 è la fotografia di quello che abbiamo visto. Sì, l'Inter che gioca con compattezza, non si era vista forse una squadra così compatta nerazzurra in questo campionato, una gran partita nella fase difensiva per equilibrio e per intensità nella pressione sugli avversari. Milan che sulla corsia di destra fa qualcosa con Cafù, con la fantasia di Kakà si vede che sta bene, per il resto il pallone viaggia con lentezza, Pirlo non si è visto, Ambrosini e Gattuso non riescono a rubare la palla perché anche nel pressing non sono sincronizzati nei movimenti. Popi Bonnici è andato a scovare nell'ombra della tribuna d'onore, l'espressione un po' accigliata del presidente Berlusconi, di Adriano Galliani, dopo l'esito deludente dell'arbitrato CONI. Questa sera derby shock, eccoli qua, con anche Flavio Briatore in tribuna. Almeno nel primo tempo un risultato e un andamento di partita, diciamo così, sicuramente al di sotto di quelle che erano le aspettative, le attese, le speranze del clan rossonero. Quindi si preannuncia, se non cambieranno le cose nel secondo tempo, un po' di burrasca in casa Milan. Vedremo anche se nell'intervallo Ancelotti cambierà qualcosa. Intanto però Materazzi non sembra nelle condizioni di proseguire. Mancini dà subito le disposizioni del caso per l'emergenza. Sentiamo se le ha captate Bartolomucci. Certamente sta facendo scaldare Samuele Burdisso, però bisogna fare attenzione perché anche prima sembrava sostituzione praticamente fatta e poi come per incanto Grosso si è rialzato. Certo, Seedorf prova a approfittare subito il Milan, Kakà destro secco, Junior Cesar. E il Milan poteva fare male appunto perché l'Inter non si era subito ben messa dopo l'infortunio Materazzi, aveva cercato Grosso di accentrarsi vicino a Cordoba e lasciando da solo Inzaghi, la palla non gli è pervenuta per un non nulla. Ha uno zigomo tumefatto Materazzi, forse un colpo ricevuto in qualche mischia. Adesso sicuramente in regia Popi Bonnici starà setacciando tutte le immagini per provare a scovare qualche documento filmato, anche se in effetti non si è capito il momento dell'impatto e cosa sia esattamente avvenuto. Sta di fatto che Materazzi intanto torna in campo anche se stordito. Crespo, Gattuso ha commesso fallo. Questa volta fiscale
Farina, perché Gattuso era andato un po' sulla palla, Crespo aveva mantenuto lo spazio cercando appunto il fallo, è arrivato il contatto e è andato a terra. Siamo nell'ultimo minuto, ma ci sarà da recuperare qualcosa. All'Inter va bene così naturalmente, e intanto avete visto già Galliani lascia la tribuna e ci sarà una bella strigliata, immagino, nell'intervallo nello spogliatoio rossonero. Insiste Stankovic, però intanto Maicon, pronto al cross, lungo, buon per il Milan, perché Crespo e Ibrahimovic erano, anzi Stankovic anche, erano tutti sul primo palo. Sì, Stankovic aveva dato il là all'azione superando con un colpo raffinato di destro Pirlo e smistando a destra e poi andando a cercare di concludere nel mezzo. È una gran partita per lui. 3 minuti di recupero, Antonio Bartolomucci. Era quello che volevo segnalarti prima, 3 minuti di recupero, mentre Ancelotti è tornato e si è accomodato in panchina, sembra abbastanza nervoso e teso. Anche Mancini è piuttosto teso perché sta continuando a incitare i suoi alla pressione, a tenersi alti e soprattutto a stare concentrati. Prima con Materazzi lo ha richiamato a gran voce, ha detto dai sbrigati, entra, perché stavano giocando con difensore meno. Certo. D'altra parte Ancelotti adesso dovrà meditare anche sulle cose da dire nell'intervallo. Intanto però riattacca l'Inter, Grosso, Cafu. I due attaccanti nerazzurri non stanno facendo benissimo, soprattutto Ibrahimovic potrebbe fare di più, non tiene bene la palla, non la gioca con i tempi giusti con i compagni, mentre Crespo non è ancora al top della condizione, però i movimenti li sa fare sempre giusti, in area di rigore è micidiale, un finalizzatore ideale per qualsiasi squadra. Stava rivenendo in mente proprio questa immagine al momento del tiro di Cafu da fuori. Evidentemente l'impatto col pallone di Materazzi deve essere stato molto violento, e più con la tempia che con la fronte, ed è rimasto un po' scosso. Attenzione a Grosso, slalom, fermato, calcio di punizione. Cafu, ottimo lo slalom di Grosso, poi a mio avviso aspettava forse anche la spinta di Ambrosini. Sì, una spinta leggera, oramai il pallone forse l'aveva perso Grosso, sì. Non aveva più forza a mio avviso per andare a recuperare la palla. Un po' generosa stavolta la decisione di Farina, che però arriva al 47esimo, ancora un minuto di recupero, l'Inter ha già 2 gol di vantaggio e adesso calcio di punizione da buona posizione. Fanno festa i tifosi nerazzurri, ne hanno tutte le ragioni. Momento molto critico per il Milan, è pronto Ibrahimovic con il suo destro esplosivo. Attenzione, Dida sistema la barriera, Farina controlla la distanza, ci potrebbe essere il tocco corto per Ibrahimovic. Attenzione, è così, Ibra, destro violetto, Dida stavolta non si lascia sorprendere. Gran botto di Ibrahimovic, abile Stankovic nel far finta e nel mettere fuori tempo Ambrosini, che è il giocatore preposto ad andare incontro al giocatore che tira le punizioni. Bravo Dida ad andare a recuperare questa palla, cacciata con molta forza dallo svedese. Poi Dacour, ma l'arbitro ha concesso la punizione, il gioco è ripreso, 30 secondi ancora, ma c'è un altro pallone buttato via dal Milan. Vieira, qui viene scaraventato a terra Ibrahimovic, fallo di Jankulowski. Sta finendo il primo tempo, 2-0 per l'Inter. Crespo, Stankovic, ottima Inter, brutto Milan, risultato pienamente giustificato da quello che si è visto in campo. Chissà se Ancelotti riuscirà a cambiare le carte in tavola per il secondo tempo. 48esimo scoccato, può bastare così. Allora Aldo, cosa può fare il Milan per provare a cambiare questa partita? Ma cambiare modulo, perché Seedorf e Kakà non hanno inciso in quella posizione. Sicuramente inserire, credo, Oliveira più di Gilardino, forse anche Gourcuff però è a rientro da un infortunio, quindi bisogna valutare bene le condizioni atletiche di questo giocatore. Notte fonda per il momento per il Milan, ma ci sono ancora 45 minuti da giocare. Bene l'Inter, adesso addirittura a più 14 nei confronti dei rossoneri. Linea alla regia. Bentornati in collegamento, vedete Gilardino, Maldini, si è scaldato anche Riccardo Oliveira, quindi chissà che Ancelotti non voglia rivoluzionare tutto all'inizio del secondo tempo. Probabilmente Gilardino e Maldini in campo subito. Comunque stanno tornando in campo le squadre, spot per noi.
Di nuovo collegati, bruciate all'inferno, questo è il messaggio con tante luci che arriva dalla curva nerazzurra nei confronti di quella rossonera, e in effetti il Milan nei primi 45 minuti ha vissuto un vero e proprio inferno in campo. Dunque Gilardino e Maldini. Andiamo da Antonio Bartolomucci, anche Oliveira. Sì, tutte e tre. Conferma Antonio, lo vediamo anche entrare Riccardo Oliveira da subito. Allora Jankulowski, Maldini per Jankulowski, Gilardino per Inzaghi, Ambrosini, e chiedo ad Aldo Serena, Ambrosini dunque per Oliveira. Allora 3 cambi all'inizio del secondo tempo, io credo di non aver mai visto qualcosa del genere. È un rischio enorme, d'altra parte non ha nulla da perdere Ancelotti, però se si dovesse fermare un giocatore la squadra rimarrebbe in 10 ed è un rischio non credo calcolato, credo sia proprio una carta della disperazione a questo punto, con 2 punte Gilardino e Oliveira che si sono intese bene, hanno giocato insieme contro il Chievo in settimana e hanno effettuato buoni movimenti. Anche un segnale a tutta la squadra, come dire, bocciatura totale, però è bocciatura anche eventualmente per le scelte di Ancelotti nel primo tempo, che adesso si ripresenta con Oliveira e Gilardino davanti e con un centrocampo a rombo con Pirlo e Kakà estremi, Gattuso a destra, Seedorf a sinistra. Gattuso neocapitano dopo l'uscita di Ambrosini. Intanto Kakà, Gilardino, ecco Gattuso a cercare proprio Oliveira in mezzo, alla caccia del pallone Ibrahimovic, lo scambio con Stankovic, 3 contro 1, Stankovic, Ibrahimovic a destra, va a chiudere Nesta, rimpallo Ibrahimovic di rete Ibrahimovic, incredibile Ibrahimovic, sono 3, Milan clamorosamente sbilanciato, 3-0. Una corsa leggiadra quella di Stankovic che è volato sull'erba, ha avuto la lucidità per dar palla a Ibrahimovic, forse gliel'ha data anche un po' troppo corta, ma Ibrahimovic ha fatto una gran cosa, colpo sotto sull'intervento di Nesta e poi ha calciato non benissimo, vicino alla portata quantomeno di Dida, che non è stato rapido nel movimento, non ha calciato neanche con molta forza lo svedese, però il tocco sotto su Nesta è stato perfetto, grande tecnica, ma ancora una volta imbeccato da Stankovic, il migliore. Fortunato nel rimpallo con Nesta Ibrahimovic, mentre questa, avete intravista, è la faccia di Ancelotti dopo i suoi 3 cambi. Dopo 1 minuto l'Inter ha segnato ancora, incredibile la situazione adesso con il Milan sotto di 3 gol che proverà a recuperare, ma una situazione ovviamente disperata. Anche sotto l'aspetto psicologico, probabilmente negli spogliatoi si sono dati coraggio, hanno cambiato anche modulo in campo, quindi per ripartire bene subito al primo minuto, gol della squadra avversaria, proprio una botta tremenda. Proprio l'Inter ha insegnato che tutto è possibile, rimontando 3 gol alla Roma nella Supercoppa, ma qui la situazione sembra davvero complessa, perché l'Inter, che è in vantaggio, non dà segni di cedimento ed è anche in ottime condizioni fisiche oltre che psicologiche. Difficile immaginare un capovolgimento clamoroso, ma il Milan deve provarci. Gattuso, profondità, Oliveira in fuorigioco. Ora c'è il centrocampo titolare dei rossoneri con le posizioni oramai acquisite da tempo, si muovono a meraviglia, i giocatori di Ancelotti si conoscono bene. Qui Oliveira era andato probabilmente di poco oltre la linea dei difensori, questione di centimetri. Rivediamo il numero di Ibrahimovic, che ha favorito, diciamo così, il mezzo pallonetto con un tocco sotto delizioso. Dida poteva fare di più a mio avviso, perché stava andando a destra, è rimasto un po' in controtempo, però la palla gli è passata vicino, l'ha toccata con la mano molle, però non dura, reattiva. Scatenati i tifosi dell'Inter, scioccati quelli del Milan. Seedorf, palla buona per lui, è andata a chiudere Vieira, raddoppio di Maicon. Seedorf va sul fondo, ancora un dribbling, mette in mezzo, un tiro cross il suo, quasi ad effetto, a cercare l'altro angolo, però diventa imprendibile per tutti poi. Ma c'è stata anche una deviazione, non si capisce di chi, però l'arbitro ha concesso un calcio d'angolo abbastanza inspiegabile. Vediamo, Seedorf mette in mezzo, nessuno ha toccato, incredibile. Rivediamo un po', vediamo Giulio Cesar. No, non ha toccato nessuno. Angolo già battuto.
Maicon può ripartire. Antonio. È stato l'assistente a segnalare il calcio d'angolo, a nostro giudizio inesistente. Sì. Un errore che però non ha sortito nessun effetto, quindi niente di grave. Riparte il Milan. Pirlo. Esce Vieira molto alto a cercare la palla in verticale e scende Stankovic nella posizione del francese. Uomo a tutto campo Stankovic che cerca di intercettare palla sotto Kakà. Seedorf e Kakà. Ancora Kakà. Milan ha il dovere almeno di non farsi umiliare. Kakà, lo scambio con Gilardino. Seedorf, zona tiro, deviazione e c'è il gol. Gol Seedorf. È un autogol naturalmente. È andato a prendersi il pallone Gilardino. Cordova vorrebbe l'ammonizione per lui, ma non c'era nessuno in porta e Gilardino viene comunque ammonito. Ci sono le proteste violente adesso nei confronti di Farina. Gilardino è andato a prendersi il pallone da solo e per questo Maldini sta spiegando a Farina che non andava ammonito. Farina evidentemente sostiene che invece l'ammonizione è automatica. Rivediamo quello che è successo. Intanto il tiro di Seedorf e la deviazione. Materazzi ha deviaato la palla. C'è da dire che Seedorf nell'azione precedente a sinistra aveva fatto una gran cosa, è partito con un piglio diverso l'olandese in avvio di ripresa. Qui Ancelotti ancora a muso duro con l'assistente e è stato bravo, ha cacciato con molta forza Seedorf. La deviazione comunque di Materazzi decisiva perché Giulio Cesar era sulla traiettoria della palla. Allora l'urlo della curva, anzi di tutto lo stadio rossonero tranne la curva interista. Il gol, l'autogol di Materazzi annulla quello di Ibrahimovic. È come se si ricominciasse il secondo tempo con i 3 cambi del Milan che deve recuperare sempre 2 gol e sono passati solo 6 minuti. Annullato almeno l'effetto dello shock del terzo gol. Poi l'ammonizione a Gilardino, come abbiamo detto, perché è andato a prendersi il pallone in fondo alla rete. Cafù. In avanti Oliveira, Gilardino e Kakà. Si passa per Seedorf che scambia ogni tanto la posizione con Pirlo che va a sinistra. Oliveira qui fermato. Dacour, Vieira aggredito. Seedorf sembra scatenato in questa via di ripresa. Seedorf, il tocco per Gilardino, controllo, doppio rimpallo e calcio d'angolo con brivido. Sì, rischia ancora Materazzi nella pressione su Gilardino. Stava uscendo un altro autogol, però è Seedorf che sta dando la carica al Milan in questa ripresa. Si è trasformata la partita, già battuto il calcio d'angolo. Attenzione Maldini, zona tiro, gran destro, Giulio Cesar. Ed ancora una palla regalata a Maldini da Seedorf, che è veramente un giocatore che ha cambiato pelle in avvio di ripresa. Il tiro sull'autogol poi Materazzi, la bella azione a inizio ripresa sul settore di sinistra ed ora ancora al centro proprio del gioco, del fulcro del gioco rossonero. La scossa a livello psicologico indubbiamente c'è stata e adesso il Milan prova ad approfittarne. L'Inter invece prova a far girare il pallone per superare questo momento forte comunque sempre di un 3-1. Dacour. Si muove Maicon. Eccolo, aggredito. Rimessa Inter. 8° minuto secondo tempo, 3-1 la situazione. Si era fidato Ancelotti delle ultime prestazioni di Jan Kulowski e anche della sua buona vena realizzativa, però un primo tempo abbastanza fiacco, anonimo, non ha spinto molto sul settore di sinistra. Kakà e c'è il fallo di Dacour, questo è da ammonizione, sì. Ammonito anche Dacour. Squadra trasformata quella rossonera nello spirito ed anche nelle gambe, sembrano ora avere brillantezza, rapidità. Prima della punizione Bartolomucci? Sì, Gattuso è andato all'arbitro per fargli notare che Dacour aveva allontanato la palla, aveva dato un calcione alla palla, che aveva chiesto la munizione anche per lui. E adesso naturalmente deve stare sempre più attento Farina, perché gli animi si stanno surriscaldando. Ammucchiate in area di rigore, parte tiro cross, colpo di testa, Giulio Cesar non ha toccato probabilmente nessuno. Cafù, controcross, Oliveira dall'altra parte, Pirlo, manca il controllo e Dacour può ripartire. Ha avuto la palla importante Oliveira di testa, probabilmente non è riuscito a colpirla, l'ha solo strisciata, ha dato un'opportunità a Giulio Cesar. Da quella distanza doveva essere cinico l'attaccante rossonero e metterla dentro. Qui è un cross di Maldini troppo lungo, Giulio Cesar non ha problemi.
Tanto qui rivediamo il motivo della protesta. Pirlo si è sentito trattenuto da Dacour, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Momento di grande confusione in campo, il Milan deve cercare proprio di metterla sulla sfida anche agonistica, rabbiosa, nervosa. Adesso Ibrahimovic in mezzo a due, cerca un numero, lo trova, applausi dalla sua curva. Vieira a cercare Crespo, filtra il pallone, Pirlo, poi difficoltà Stankovic che non lo molla mai, Cafù mantiene in campo il pallone, ecco Gilardino aggredito da Materazzi, ammonito. Più di Inzaghi Gilardino sa difendere palla, probabilmente in questo periodo è meno cinico sotto rete del collega numero 9, ma ha stazza, peso specifico, sa difendere palla. Qui il fallo da Materazzi ed è giusta l'ammonizione. Queste ammonizioni potrebbero pesare naturalmente col passare dei minuti, qualcuno potrebbe incorrere in una seconda sanzione. Cafù, Gattuso, Gilardino, controllo. Cerca subito un tiro inopportuno però da fermo. Sì, invece doveva dar palla a destra, c'era tutto solo Cafù che si è lamentato molto, c'era la possibilità di andare sul fondo e crossare. Berlusconi e Galliani, Ancelotti, nervi tesi, sguardi spiritati per un secondo tempo che promette grandi emozioni. 11esimo, 3-1 Inter, ma la partita sembra ancora aperta perché l'inerzia è nettamente cambiata. L'anticipo su Gattuso. Calazze, Kakà, sovrappone Maldini, è entrato anche per dare la carica Maldini, Kakà, di nuovo Maldini, Gattuso, Seedorf, Kakà sbaglia il controllo, ma recupera Oliveira, agilissimo, Maldini, pronta cross, Gilardino sembrava in fuorigioco, Giulio Cesar, rete, attenzione però, c'era il fuorigioco. L'avevo visto Gilardino al di là di tutto. L'assistente dell'arbitro ha alzato la bandierina celermente e c'è Gilardino che probabilmente... Devo dire che il mio occhio era andato proprio lì e mi pare di poter dire che il fuorigioco era netto. Vediamo un po' però... era oltre tutti. Si è lamentato Gilardino ma non si è accorto che insomma era oltre tutti e il riflesso di Julio Cesar c'era stato, non tale da poter evitare il gol. Gol che rimane un incubo per Gilardino, un sogno proibito che non riesce ad avverarsi, anche se adesso ci sono ancora più di 30 minuti a disposizione. Cafù, Oliveira, tocco troppo morbido, sperava di toccare per Kakà. Dall'altra parte Nesta, adesso è l'Inter che sta sbagliando molto in fase di appoggio. Pirlo deve tornare a cucire il gioco in mezzo al campo. Pirlo, Cafù, Kakà, Seedorf, anche Kakà sembra rinfrancato, fallo di Dacour. Rischia Dacour perché è già stato ammonito a arrivare fuori tempo ed è la seconda volta in questo avvio di ripresa che lo fa. Sbagliato completamente il cross Gattuso e allora Mancini con Burdisso corre ai ripari. Kakà starà pensando anche alle polemiche delle scorse settimane quando si era lamentato platealmente del Milan un'unica punta. Forse qui i fatti gli stanno dando ragione. Sì, sono i meccanismi con questo modulo oliati da parte di Ancelotti dalle tante partite, dalle tante vittorie, ma sembra avere anche una convinzione diversa la squadra rossonera, soprattutto in Seedorf, in Kakà. C'è anche Capitan Maldini che è tornato. Kakà filtra il pallone, Zanetti in anticipo su Seedorf, ma l'Inter è un po' sotto pressione, ecco perché Mancini corre ai ripari. Vediamo chi farà uscire. Burdisso è pronto a entrare ormai. Pirlo, Cafù, Gattuso, Seedorf, Gattuso, non si chiude il triangolo, poi sì, di forza lo chiude Gattuso recuperando. Kakà cerca il numero, di forza va via Kakà, pronto a cross, lo effettua Materazzi. È arrivato Materazzi con la testa essendo molto lungo, dietro di lui c'era Oliveira pronto a metterla dentro, ma è un Milan che lavora molto bene sugli esterni, probabilmente uscirà Grosso, credo sia Grosso a dover uscire perché da questa parte Cafù sta diventando pericoloso ed anche Kakà quando si sposta cross dentro li mette in maniera pericolosa. Burdisso per Grosso, troppo lentamente stava uscendo Grosso, Farina allora dice allora dopo, calcio d'angolo nel mucchio, Gattuso rincorre il pallone,
Pirlo, tutta l'Inter all'indietro, Pirlo pronto a rilanciare, evitato il fuorigioco, Oliveira debole però. Inter passiva che rinuncia a giocare, difende solo le posizioni, una squadra che aveva giocato con personalità per tutto il primo tempo, ora probabilmente crede di portare in porto il risultato mantenendo le posizioni, facendo girar palla, ma deve giocare con più intensità come ha fatto per tutto il primo tempo. Si riporta in avanti Stankovic, Zanotti, attenzione, destro ciccato stavolta e c'era Crespo in fuorigioco. Comunque 30 minuti ancora da giocare, 2 gol di vantaggio non sono pochi per l'Inter. Baldini, Oliveira si fa vedere, Maicon lo aggredisce con un fallo. Anche Figo, attenzione, Burdisso e Figo, doppio cambio anche di Mancini, grosso per Burdisso. E vediamo il posto di chi entra Figo. Forse una delle due punte? Vediamo. Antonio? A metà campo hanno giocato tutti molto bene. Sì, il cambio è Dacour lascia il campo prima. Mancini, quando c'è stata l'occasione per il Milan, si è alzato, ha chiamato immediatamente, si è reso conto che Grosso non era più nelle condizioni migliori, certo. E poi ha dato delle raccomandazioni particolari a Figo che si possono capire: tenere palla e cercare soprattutto di non farsi schiacciare. Bene così, Figo per Dacour, dicevi Aldo. Figo a destra, Stankovic centrale vicino a Vieira, io penso Dacour perché ha visto 2 volte entrare in scivolata Dacour, già ammonito, rischiando l'espulsione, a mio avviso la doppia ammonizione, e quindi l'ha tolto perché Dacour entra naturalmente, è un giocatore che ha nell'irruenza anche in alcuni casi la sua arma ma anche il suo limite, già ammonito, sì. Ha avuto paura. Poteva rischiare qualcosa di più di un richiamo verbale come poco fa. Giulio Cesar, allora in campo Figo, sono rimasti Ibrahimovic e Crespo. Anzi no, Figo centrale, non gioca con il 4-4-2, Figo dietro le punte. Sì, sì. Sì, Stankovic inverte il vertice del rombo, va dietro a giocare davanti a Materazzi e Cordova. Si trasforma in Pirlo praticamente Stankovic, vertice alto del rombo di centrocampo e Figo. Si sposta nel centro-destra Vieira, sinistra rimane Zanetti, palla buona, Maicon, Stankovic, tocca morbido, la rabbia di Maldini, ecco Burdisso, c'è a terra Ibrahimovic, mette fuori Ibra a terra quando siamo al 17° del secondo tempo. Fiammata in avvio di ripresa, prima Ibrahimovic, poi Seedorf con la collaborazione di Materazzi. Intanto abbiamo rivisto lo scontro, non è successo nulla di grave. Ibrahimovic cadendo forse sì. È rimasto un po' avvinghiato a Gattuso. La spalla forse sì. Non sembrava nulla di grave. Controlla il cronometro Ancelotti e d'altra parte i minuti adesso corrono. Milan deve recuperare sempre 2 gol, ha cambiato sì la partita, c'è un altro piglio in campo, ma fare 2 gol all'Inter in 28 minuti non sarà facile. Ibrahimovic dolorante all'avambraccio. Giulio Cesar si aspetta l'arrembaggio Milan adesso. Ibrahimovic stringe i denti, prova a rientrare, pallone dovrà essere restituito, ecco qua. L'Inter intanto prova a rallentare un po' le operazioni, qui un malinteso Materazzi e Giulio Cesar poteva costar caro. Staremo a vedere se Pirlo ora con Figo, che secondo me non effettuerà una pressione su di lui come l'ha fatta Stankovic per tutto il primo tempo, avrà maggior campo e riuscirà a sfruttare appunto lo spazio che avrà per cucire il gioco. Materazzi e Gilardino, Burdisso, pesca Figo, Zanetti e Seedorf, scatenato Gattuso, Kaká, Gattuso, Seedorf, cambia tutto a cercare Oliveira, Maicon e Giulio Cesar alla caccia del pallone, lo recupera. Parte Maicon, spazio per lui, Vieira gestisce bene il pallone, Figo centrale, insiste troppo Vieira, ma se la cava la grandissima Burdisso, Zanetti, tutto chiuso, Figo cerca un dribbling impossibile su Nesta,
Pallone forse uscito? No, si prosegue, Cafu, parte il cross secco di Burdisso, Calazzi riesce a stoppare, Gattuso rischia, Maldini prova a ripartire il Milan, Kakà, l'Inter sta provando a ripristinare le condizioni del primo tempo, cioè a pressare alto il Milan, creare difficoltà, ma c'è spazio per Pirlo adesso, profondità per Oliveira, lo scatto, Giulio Cesar in vantaggio, esce dall'area di rigore Giulio Cesar, grande intervento da libero vecchia maniera. Materazzi, già meno arrembante il Milan adesso, l'Inter prova a rimpadronirsi della partita. Figo, Stankovic, giocatore veramente universale, ricopre tutti i ruoli. Seedorf. Ed ora, dopo aver marcato in fase difensiva tutto il primo tempo, Pirlo sta cercando Kakà, va proprio a marcare il brasiliano. Fallo di Ibrahimovic alle spalle di Seedorf. Gioco è già ripreso. Pirlo, Maldini, Kakà, Varco, Gattuso, Seedorf. Seedorf si accentra, allarga improvvisamente, Maldini pronto per il cross, eccolo, messo fuori da Stankovic, insiste il Milan, Gattuso riallarga improvvisamente, Cafu col sinistro, basso, Gilardino prova a mettere giù, Kakà subentra, non trova il tempo per il tiro, sfuma l'azione, Bartolomucci per noi. Sì, c'è stata una fitta, Ibrahimovic ha sentito una fitta all'inguine e ha chiamato la sostituzione. Vieira intanto va giù, c'è fallo, potrebbe essere una tegola per Mancini, un eventuale problema muscolare per Ibrahimovic anche in vista della Champions. Rivediamo intanto qui il fallo di Gattuso, c'è. Sì, sulla caviglia di Vieira, che ha alzato il tono delle sue prestazioni con questa gara, puntigliosa ma anche rabbiosa nell'andare a recuperare palla e soprattutto a riproporsi in avanti. Giocatore ritrovato. È pronto Cruz, intanto rivediamo un po'. Eccolo qua, Cardinero, Cruz, controlliamo il tempo, 22esimo. Ibrahimovic, ci ha detto adesso Antonio Bartolomucci, deve aver avvertito un dolore all'altezza del pube, forse non è in grado di proseguire. Abbiamo già visto pronto Cruz, intanto però Ibrahimovic va a sistemarsi nell'area di rigore del Milan. Vediamo un po', va a dire qualcosa a Dita. Tanto Mancini ha approfittato per scambiare qualche impressione con Stankovic e Vieira anche sembra dolorante, e allora deve temporeggiare un po' Mancini perché già ha operato 2 cambi. Attenzione, tanto calcio di punizione, Ibrahimovic, Crespo, parte il cross nel mucchio, colpo di testa e c'è il gol, e c'è il gol, sbucato Materazzi alle spalle di tutti, 4-1. Quando si marca l'uomo bisogna sempre non perdere di vista il proprio giocatore. Qui la palla è stata contesa da Ibrahimovic perché gli è passata proprio sopra la testa, il marcatore di Materazzi, ed ora staremo a vedere, l'ha lasciato andare ed è Calazze, mi sembra. L'ha lasciato andare tutto solo, facile per Materazzi, la palla è passata sopra Ibrahimovic, è Calazze che secondo me ha effettuato un errore clamoroso. Quando si marca uomo bisogna sempre seguire il giocatore preposto e non lasciarlo andare. 4-1, Ibrahimovic sta per lasciare il posto a Cruz, ma Mancini non sa ancora se potrà rientrare Vieira. Comunque Ibrahimovic evidentemente non è in grado di stare in campo e quindi il problema non si pone, anche se adesso c'è uno scambio di idee con Mihajlovic. Mancini vuole temporeggiare un po' e intanto viene espulso Materazzi, che si era tolto la maglia, era già ammonito, e quindi viene espulso Materazzi. Antonio, non se n'era accorto l'arbitro, è stato l'assistente Ambrosino che ha richiamato la sua attenzione. Materazzi gli ha fatto capire che si era alzato la maglia, sì. Materazzi è esaltato, sta incitando tutto il pubblico. Eccolo qua, la gioia di Materazzi. Tanto sta tornando in campo Vieira, è rimasto in campo Ibrahimovic perché
nella confusione Mancini vorrà ragionare un po'. Gattuso prova a reagire ancora il Milan, Cafu prova a mettere in mezzo, niente da fare. L'eccesso di gioia ha messo in difficoltà però il proprio allenatore, che ora deve gestire una partita che è sì facile sotto l'aspetto numerico, però il Milan sta giocando bene in questa seconda parte, è rabbioso davanti e con un uomo in più. 4-1 però il risultato, con 10 uomini contro 11, un paio di giocatori zoppicanti in campo, c'è Vieira Ibrahimovic, però anche 3 gol di vantaggio e mancano 20 minuti alla fine, quindi sicuramente Mancini non vorrebbe fare a cambio di posizione con Ancelotti. Berlusconi e Galliani molto perplessi, errori imperdonabili nella retroguardia rossonera. Ora c'è Burdisso centrale vicino a Cordova, Zanetti a sinistra, Maicon a destra, Ibrahimovic fa il laterale sinistro del 4-4-1, però non lo farà per molto, credo dovrà cambiare qualcosa Mancini. Ma certamente non sarà più Cruz a entrare in campo. Cafu, eccolo Ibrahimovic che rischia anche di peggiorare la propria situazione a livello muscolare, però qui quasi si esalta nella protezione di questo pallone. Cafu gliela porta via, Pirlo pronto al cross, eccolo molto teso. Gattuso ancora alla caccia del pallone, viene spinto, la punizione per il Milan. Gattuso ne approfitta per avventarsi contro l'assistente dell'arbitro, ma servono a poco adesso queste occhiatacce, perché il Milan deve recuperare 3 gol e non dovrebbe perdere tempo. Pirlo, ammucchiata in area di rigore, il Milan deve cercare subito il gol, ne deve trovare 3 in 20 minuti. Pirlo, tutti in avanti, Nesta, Calazze, Maldini, Gilardino, Oliveira, tutti a saltare, parte il cross, primo palo, filtra il pallone, il colpo di testa debole finale di Calazze. Giulio Cesar non ha problemi. Ha la possibilità di mettere in campo Samuel facendo ruotare Burdisso ancora a sinistra e Zanetti davanti a lui, Mancini, ma ora sembra poter mettere in campo Solari, probabilmente toglierà Ibrahimovic e le metterà Solari davanti a Zanetti. Sì, deve far presto anche Mancini per recuperare un po' l'equilibrio, sta pensando un po' troppo. Gattuso, Seedorf, si allarga Maldini, va incontro Maicon, sovrappone Kaká, Maldini guarda in mezzo però, parte un tiro cross, anzi un passaggio a Giulio Cesar. La situazione, Inter 4 Milan 1, 27esimo, espulso Materazzi, Inter in 10. Tra poco un nuovo cambio, Antonio Bartolomucci. Come hai detto prima, il nuovo cambio è Solari, solo che anche Samuel era praticamente convinto di entrare. Quando gliel'hanno comunicato che toccava a Solari ha avuto il classico gesto di chi invece ci teneva a giocare. Si è arrabbiato anche. E beh, d'altra parte comprensibile, anche se la situazione in casa Inter tra pochi minuti potrebbe provocare invece gran gioia per tutti, perché sarebbe un risultato molto importante. L'Inter si trova sul 4-1 e il Milan continua a sbagliare. Ibrahimovic, non starà bene Ibrahimovic, però insomma tiene il campo, poi perde il pallone. Gattuso, Seedorf, chiuso anche lui, attende Kaká, prolunga per Oliveira, Oliveira 30 metri, gran tiro, Giulio Cesar sfugge il pallone ma è fortunato. Sì, non era un tiro a mio avviso pericoloso quello di Oliveira, è stato calciato da fermo dalla lunga distanza, centrale, l'ha visto partire bene Giulio Cesar, si è complicato la vita rischiando qualcosa e facendo venire il brivido ai tifosi nerazzurri. E poi doverosamente ha baciato il pallone che non lo ha tradito. Pirlo, Milan insiste, altro pallone buttato via, malinteso Pirlo Seedorf. Con l'uomo in meno l'Inter, con 2 uomini in campo non al meglio, Ibrahimovic e Vieira, però la squadra di Mancini non sta rischiando più di tanto. Lavora bene con il posteriore Crespo perché ha tenuto distante Calazze e lo ha indotto al fallo. Ibrahimovic, Zanetti, ancora Ibra nella inconsueta veste di esterno di sinistra di centrocampo. Vieira, Maldini intercetta e riparte. Seedorf deve far presto Milan. Kaká, Gilardino e Oliveira, Kaká, Gilardino con i brasiliani, tutto chiuso, pensa al cross,
Stankovic su di lui, Kakà lo mette a sedere, numero, si allarga Cafu, tenta il tiro, pallone si impenna, Vieira, Seedorf mette giù, prova da posizione impossibile, alza le braccia Cafu, sconsolato, sta rientrando, alza ancora le braccia in riferimento a Kakà, voleva la palla, Kakà non gliel'ha data, c'era spazio a destra per andare nella percussione ed arrivare sul fondo. Mancini si avvicina a Vieira, sentiamo cosa si dicono. Antonio gli ha chiesto un sacrificio perché Patrick Vieira gli ha fatto capire che non stava bene, lui ha detto cerca di stare in campo. Comunque si è rialzato anche Samuel, che sembrava non dover giocare, invece adesso è in lizza. Certo che una sostituzione va fatta perché si rischia di giocare con più di un uomo non in perfette condizioni. Sì, anche se fino a questo momento il Milan di occasioni clamorose da gol non ne ha avute. Maldini, Kakà, Pirlo, tutto chiuso, spazio per Cafu, testa alta, pronto al cross, eccolo, Gilardino, colpo di testa e c'è il gol! E c'è il gol! Finalmente Gilardino! 4-2, mancano 15 minuti però. Reattivo questa volta, distinto, è andato a recuperare questa palla sfruttando un tempismo eccezionale, è stato bravo ad anticipare i difensori nerazzurri, a spizzare la palla, a farla scorrere sul palo lungo su un cross perfetto di Cafu, è andato sopra Cordova in anticipo, non c'era nulla da fare a quel punto per Giulio Cesar. Finisce l'incubo di Gilardino, anche se questa sera potrebbe cominciare quello del Milan, che comunque sta perdendo 4-2. Parte Figo, mette in mezzo, Nesta in acrobazia, 15 minuti per trovare 2 gol, uomini in più per il Milan che si scatena avanti. Pirlo sbaglia tutto però, Maicon su Seedorf che lo insegue, Maicon e Seedorf. Aspetta Maldini, l'Inter adesso è un po' tutta rintanata all'indietro, palla a Crespo per provare a mantenerla, gran numero, ma pretende un po' troppo Crespo. Allora 4-2, Milan con l'uomo in più, Inter ha anche un paio di giocatori acciaccati in campo, prova il Milan ma senza troppa convinzione adesso, squadra che rimane molto lunga e l'Inter può recuperare palla. Ha effettuato un forcing nei primi 15 minuti la squadra rossonera di questo secondo tempo tremendo, hanno consumato anche molte energie, ora staremo a vedere se ne hanno ancora in serbo per poter fare l'assalto finale. Ibrahimovic e Vieira però sembra si siano ripresi, Vieira corpo a corpo, il fallo poi è suo su Pirlo, già battuta la punizione, Gattuso. 32esimo, Kakà, varco per lui, c'è Cafu tutto solo, Oliveira in mezzo, anticipato, dovrebbe essere calcio d'angolo, è così. Spinge Cafu, lo aveva fatto anche nel primo tempo fra i migliori della sua squadra ed anche in questo secondo è sempre presente sulla fascia destra. Calcio d'angolo, battuto corto, attenzione, Seedorf, Cafu, cambia idea, Pirlo, ancora verso Cafu, tiro cross e sarà rimessa laterale. Antonio Bartolomucci, rapido. Cambia idea anche Mancini e sta per far entrare Cruz allora, Seedorf, Gattuso, rimane Cafu a destra, eccolo, pronto a cross, ammucchiata, cross deviato però, Stankovic e Ibrahimovic, spazza via, trova Crespo, attenzione, Crespo e Nesta, arriva Figo anche, torna anche Maldini, Figo e Maldini, Crespo e Nesta, temporeggia l'Inter, tiene palla lontana dalla propria metà campo, può ragionare, 33esimo, Figo, tutto chiuso ma l'Inter bada al mantenimento di palla, non vuole certo affondare. Ibrahimovic tiene bene la palla sul settore di sinistra, però c'è da dire che da quando lui da quelle parti Cafu ha intensificato il suo lavoro, è sempre libero spingendo bene sulla sua fascia di competenza. Ibrahimovic non va a pressarlo, rimane nella zona, Cafu è solo. Ci poteva stare l'idea Solari. Pirlo, Gattuso, prova il Milan, Gilardino rinfrancato dalla fine dell'incubo, Seedorf, di nuovo Cafu, attenzione, va sul fondo Cafu, cross basso, messo fuori. È strano che Mancini non abbia compreso come Cafu ora stia dominando la fascia di competenza, si accentra Capitan Zanetti e lui da quella parte non ha nessun tipo di protezione, va da solo. Kakà filtra il pallone regalato all'Inter, Crespo,
Ibrahimovic prova a ripartire, Cruz è pronto intanto, Vieira, l'anticipo di Nesta su Ibrahimovic, ma c'è rimessa laterale Inter e per gli uomini di Mancini va bene così perché il tempo corre. 34esimo già scoccato, 11 più recupero al termine, il Milan avrebbe bisogno di 2 gol. Zanetti va incontro Stankovic, effettuata male la rimessa laterale accordata adesso al Milan. Molto fiscale Farina questa sera, ma tutto sommato ha ben arbitrato, non ha perso la testa. Seedorf, Gattuso, Inter vi ricordo in 10 uomini per l'espulsione di Materazzi. Gattuso, Gilardino tiene palla, la difende bene, Cafu e Zanetti. Cafu vorrebbe aiuto in Seedorf, stava per buttare via il pallone, Kaká lo butta via lui, Figo lo gestisce bene per Vieira, si propone Ibrahimovic. Zanetti prova a ripartire, attaccato da Cafu, Ibrahimovic punta al mantenimento di palla, grande movimento di Ibrahimovic, ma Nesta lo incontra al punto giusto. Pirlo, profondità, no, apre invece verso Kaká in difficoltà. Si ferma Ibrahimovic e guarda Mancini, vorrebbe la sostituzione, non ce la fa più. Eccolo qua, lingua di fuori Ibrahimovic, i foglietti di Mancini che va a parlare con Zanetti. Infatti Zanetti ha proprio spiegato con una mimica esaustiva mi sto spostando centrale vicino a Burdisso, non ce la faccio ad andare a prendere Cafu da questa parte. Crespo da solo lotta in mezzo a 2 e fa il suo dovere, ma poi la rimessa è del Milan. 36esimo, stravolto anche Crespo. Il Milan ha 9 minuti più recupero per tentare il miracolo, ci sono ampi spazi davanti, l'Inter si rinchiude all'indietro. Kaká, zona tiro anticipato, Gilardino recupera, prova a difendere il pallone Gilardino fra 2 uomini, Seedorf cambia tutto per Oliveira, anticipato, Kaká di testa debole, Julio César e Bartolo Mucci. 8:25 il cambio, praticamente entra Samuel, stavolta è qui davanti a noi, speriamo che entri perché ne hanno cambiati 6 ed esce Ibrahimovic. Eccolo qua, più logico così. Gattuso, Seedorf 30 metri, pensa al tiro, poi cambia idea. Kaká cerca il triangolo, si gira, apre improvvisamente, Cafu pensa al tiro anche lui, Julio César, Seedorf, Julio César, miracolo, incredibile. Ma sono 15 minuti che Cafu fa il bello e il cattivo tempo da questa parte, arriva sempre solo in area nero-azzurra, Zanetti non ce la fa a fare il pendolo tra la posizione centrale vicino a Burdisso e a sinistra, è il giocatore che sta mettendo in crisi la retroguardia nero-azzurra. Questa parata è strepitosa su Seedorf, Julio César stava andando dall'altra parte ma con la mano sinistra si salva. Adesso Samuel fa finalmente respirare Ibrahimovic. Seedorf qui in precario equilibrio era riuscito a tirar fuori una grande conclusione, ma Julio César ha detto no. Cafu, ricostituita la linea di sinistra, Burdisso di difesa e davanti a lui Zanetti. Seedorf tutto chiuso, non viene attaccato Seedorf anche perché non ha possibilità, allora si ricomincia da Kaká. Attenzione al fuorigioco, tutti in linea. Oliveira, aggredito anche lui. Oliveira, prova il gran destro, ribattuto da Samuel. Gattuso, il Milan vorrebbe il 4-3 per assicurare un finale infernale. Oliveira chiuso però, un assedio ormai. Seedorf pronto al cross, doppia finta, Seedorf va sul fondo, Zanetti, calcio d'angolo. 38esimo, 7 più recupero, se arriva il 4-3 è bufera finale. Attenzione, Cafu nel mucchio, messo fuori. Pirlo alla caccia del pallone, tutta l'Inter ormai non esce più, solo Crespo. Sciabolata a cambiare il gioco per Cafu, sponda ma è stato uno stop in pratica, tutti stravolti in campo. C'è comunque un problema, il ginocchio sinistro di Seedorf che non ce la fa a correre, è fermo. L'unico che corre ancora è Zanetti, incredibile, 2 su di lui, vorrebbe un calcio di punizione, Zanetti lo trova, bravissimo. Come ha sentito trattenere leggermente la maglia,
braccio sinistro di Pirlo, Zanetti si è lasciato andare e fa respirare la sua squadra. Ecco qua, adesso Seedorf dopo questo scontro sembra dolorante, sta rientrando lentamente nella propria metà campo, ma c'è enorme stanchezza in campo. Ammonito anche Pirlo adesso per questo intervento, tiro da fuori ancora una volta Stankovic. Si riparte, sovrapposizione di Maldini, disperatamente all'attacco il Milan, Maldini va sul fondo, Maldini ci arriva, parte cross, calcio d'angolo. Un po' troppo lunga la palla datagli da Kaká, ma Maldini ha accelerato, è riuscito a trovare il pallone, sempre pronto Oliveira, comunque in mezzo all'area nera-azzurra, fa i movimenti giusti il brasiliano. Battuto l'angolo, Maldini, deviazione, Seedorf di testa, non trova la porta. E questa volta ha avuto una grandissima occasione Seedorf, non aveva nessun avversario vicino, quasi un rigore di testa, Seedorf tutto solo, davvero incredibile. Sì, qui poteva far meglio. Avete visto anche le reazioni nella tribuna d'onore, Galliani disperato, presidente Berlusconi impassibile ma certamente non felice per l'andamento di questo derby, davvero rocambolesco, incredibile, straordinario, ma il 4-2 che per il momento fissa punteggio non fa una piega. Primo tempo sottotono di rossoneri, proprio non hanno giocato per intensità nella fase difensiva ed anche hanno proposto pochissimo. Ora c'è Farina. Ancora una rimessa laterale effettuata in modo scorretto secondo Farina, che la concede al Milan. Gattuso, Pirlo, 30 metri, prova anche lui disperatamente, Nesta rincorre il pallone, 4 minuti più recupero al termine. Seedorf, che poco fa ha avuto l'occasione per riaprire davvero la partita nel finale. Gilardino viene spinto, calcio di punizione. Questa è una punizione importante per il Milan, se la deve giocare bene. E penso sarà Pirlo, anche se non è propriamente la sua zona, da quella parte può far male. Anche dovrebbe riscattare una prova opaca fino ad ora, anche adesso che non ha giocatori che lo marcano strettamente come nel primo tempo. Stankovic a libertà di manovra potrebbe far meglio. Forse l'ultima occasione per riaprire la partita. Seedorf o Pirlo? Seedorf prova lui, destro secco, Giulio Cesar. Dritto per dritto, un tiro di Seedorf calciato con potenza, ma Giulio Cesar ha visto partire la palla. C'è a dire che il portiere nero-azzurro non si fida molto nella presa e cerca di respingere a pugni. Gattuso tiene in capo il pallone, ma Figo glielo porta via. Gattuso poi l'ha toccato con la mano, rischiando ancora, visto che ha ammonito. Calcio di punizione con comodo per l'Inter, 42esimo. Ecco qua, fallo di mano molto rischioso, anche se ormai manca davvero molto poco. Farina va ad ammonire anche Giulio Cesar per aver perso tempo. Ecco qua. Cominciano a far festa i tifosi dell'Inter. 4-2, 2 minuti e mezzo più recupero al termine. Antonio Bartolomucci per noi. Sì, Giulio Cesar ha rischiato, non so se l'hai visto prima, perché ha applaudito la decisione dell'arbitro. Sì. Per fortuna Farina era di spalle, perché altrimenti... È stato molto fiscale sin dall'inizio Farina, qualcuno si lamenterà, soprattutto Ancelotti. I giocatori del Milan, avete visto, lo hanno già fatto nel tunnel dello spogliatoio nell'intervallo, ma mi pare che globalmente l'arbitro abbia ben diretto una partita che in certi momenti è diventata difficile. Kaká, arrembaggio finale del Milan. Kaká, zona tiro, prova, niente da fare, muro Cordoba. Maldini, prova anche lui, mette in mezzo per Oliveira, non riesce a controllare, l'azione sfuma e poi calciona all'avversario, forse, anzi, ci auguriamo involontario, prova a chiedere scusa a Burdisso. Oliveira lo ha leggermente spinto, Burdisso ha coperto lo spazio, ha cercato di prendere la palla, ci sta, non era come dire un fallo cattivo, ha cercato di trovare la palla Oliveira. Poi in ritardo. 1 minuto e mezzo più recupero, l'Inter ha sempre 2 gol di vantaggio, l'uomo in meno, espulso Materazzi. Ormai il Milan ha la sensazione di aver gettato via un paio di occasioni che avrebbero potuto riaprire veramente la partita in questo finale. Antonio Bartolomucci. Sì, Mancini ogni tanto dà disposizioni,
quando lo fa con Zanetti da qualsiasi parte del campo si trovi viene verso di lui e corre, ha fatto tanti di quei chilometri Zanetti. È stato straordinario insieme a Stankovic, tra i migliori dei suoi. Maldini, Pirlo verso Seedorf, intercettato però Stankovic. Allora te lo dico. riparte l'Inter, l'urlo della curva nerazzurra, fallo di Gattuso. Tra poco la segnalazione del recupero, il 90esimo è vicino, così come è vicina la vittoria per l'Inter, che significherebbe salire a 21 punti, il Milan resterebbe a 7, quindi sarebbero 14 punti di vantaggio 5 minuti, sui Sandro. rossoneri. Bene, 5 minuti, ma non sono poi tanti se si pensa che il Milan avrebbe bisogno di 2 gol. Gattuso, Kaká, eccoli qua i 5, anche Popi Bonnici ci conferma. Gilardino e Kaká e Gattuso, pronto a cross. Cafu sovrappone Gattuso, spazio per Cafu, Giulio Cesar, Kaká, pallonetto, rete, Kaká, incredibile. 4-3, mancano 4 minuti. 4-3. Delizioso il pallonetto di Kaká, che ha avuto a tempo quasi scaduto al 90esimo la lucidità, la tecnica per poter piazzare un pallone giusto sotto la traversa. Stankovic ci ha provato all'ultimo istante, è salito in cielo con la sua gamba destra, quindi vediamo ancora Giulio Cesar un po' a farfalle. sì, però ancora un cross di Cafu e Stankovic che ha cercato proprio con un'azione incredibile, un salto eccezionale, bravo anche Kaká. Occhio al tempo, 4 minuti e 10 al termine, 4-3 Milan, all'uomo in più in campo e si getta in avanti alla disperata. Derby incredibile, Kaká tutti in avanti, tutto lo stadio in piedi. Seedorf, Burdisso vuole far uscire i suoi, Gattuso mette in mezzo, vorrebbe almeno una punizione il Milan qui. Kaká riallarga per Maldini, pronto a mettere nel mucchio, la finta, Maldini, parte il cross, Oliveira non ci arriva, la palla a Cafu, un tiro deviato, Vieira, Inter in affanno, Nesta e Crespo, si riparte da Dida, è un finale straordinariamente intenso dal punto di vista emotivo, 3,5, c'è spazio, si è defilato Pirlo, pronto a cross, tocco per Calazze, pronto a cross lui, Kaká, zona tiro, Vieira, Gattuso arriva e riapre, Calazze pronto a cross, nel mucchio, Stankovic e Vieira non ce la fa più, non ce la fa più proprio neanche a correre. Maldini, Pirlo, riscodella in mezzo, Oliveira non ci arriva, Burdisso, 3 minuti ancora, 3 minuti, Kaká la rimessa, Seedorf va vicino, lo stadio è una bolgia, i tifosi dell'Inter col fiato sospeso. Seedorf fa fuori 2 uomini, cambia tutto, è largo il lancio, largo, ma Calazze tiene vivo il pallone per Maldini, pronto a cross, Maldini, eccolo, dall'altra parte Cafu, Zanetti arriva prima, prova a rincorrere il pallone, impossibile, 2,5, Ancelotti stravolto dall'attenzione, Mancini furibondo con i suoi, Kaká, zona tiro, Kaká, prova deviazione, calcio d'angolo, incredibile, tutto lo stadio una bolgia, 2 palloni in campo, l'arbitro ferma tutto, si riprenderà con il calcio d'angolo, tutti in area di rigore, tutta l'Inter, tutto il Milan tranne Dida e Gattuso, e Pirlo che batte l'angolo, nel mucchio Oliveira non ci arriva, Vieira ha messo fuori, Gattuso può rimettere dentro, 2 minuti, zona tiro, è un nuovo cross, Nesta di testa, incredibile! Si sono ostacolati Oliveira e Nesta, ora si danno la mano, ma ha dell'incredibile, da soli sul secondo palo, un cross perfetto di Gattuso, Oliveira probabilmente non ha sentito Nesta che deve avergli chiamato la palla, era tutto solo dietro, poteva veramente concludere con più facilità, mentre andando all'indietro Oliveira ha avuto più difficoltà, anche se le posizioni in partenza sembravano fuori gioco. C'erano fuori gioco. Gattuso 1,20 al mio cronometro, Calazze forse l'ultimo assalto, Maldini troppo forte, troppo largo, Maicon
Cordoba vuole allontanare il più possibile e ci riesce. 1 minuto, ultimo giro, ultima corsa, ultimo arrembaggio. Nesta Seedorf, Inter Milan 4-3, ultima possibilità, Cafu, Gattuso, Seedorf, pronti per l'ultimo cross, Nesta, eccolo! Calcio d'angolo eccezionale. Rischia Cordoba che ha trovato la palla con difficoltà perché è rimbalzata davanti a lui di sinistro, ha rischiato l'autogol. Eccezionale dal punto di vista emotivo questo finale. 30 secondi quando parte il cross di Seedorf, Cordoba, anche Dida in area di rigore, Kaká, l'ultimo cross è il suo, Kaká, doppio dribbling, viene scaraventato a terra, calcio di punizione, chissà se Farina la farà battere. Burdisso, ammonito anche lui. Ammonito anche Burdisso con Vieira che probabilmente ha i crampi perché zoppica vistosamente. Stanno scadendo i 5 minuti, ma Farina per questa ammonizione probabilmente farà battere la punizione. Dida torna in area di rigore. Dida torna in area di rigore. Maicon dice che è finita, i 5 minuti scadono adesso. Però con questa ammonizione Farina starà comunicando forse a Zanetti il prolungamento del recupero. Ecco qua, sì. 46 forse dice 46. Antonio, confermi? 30 secondi dovrebbero essere. Mancini se ne stava andando. Attenzione. L'hanno richiamato perché non era d'accordo. Qui si chiude su questa punizione, via. Attenzione, grande ammucchiata, tiro cross, deviazione, forse calcio d'angolo. L'Inter vuole il fischio finale. L'Inter vuole il fischio finale, è finita! L'Inter batte il Milan 4-3 alla fine di una partita drammatica, rocambolesca, infinita, imprevista, imprevedibile, e alla fine l'Inter esce vittoriosa, ma se ne sono viste di tutti i colori. Sì, Milan che non ha giocato per tutto il primo tempo, vuoi per l'aspetto tattico, vuoi per un impatto sulla gara non idoneo, non attento, non concentrato. Sembrava una squadra che non avesse energie, fuori condizione atletica, mentre nel secondo tempo abbiamo visto un Milan che ha giocato con orgoglio ma anche con lucidità, con brillantezza nelle gambe. Un Inter invece che poi si è ritirata troppo, ha giocato con la paura, con il braccino corto, come si suol dire nel tennis, è riuscito a portare a casa i 3 punti rischiando molto.